Vittorio Veneto è una porta per le Dolomiti e la sua storia ha profondi legami con le montagne che la circondano. Quando camminiamo in montagna, in un sentiero, chissà quante volte ci siamo chiesti come si sono formate le montagne, quali sono le forze che sono state messe in gioco. Per darci una risposta abbiamo incontrato i geologi di Dolomiti Project, che ci porteranno in un affascinante percorso sulla storia geologica del territorio di Vittorio Veneto. Camminando tra le cime che accerchiano la città, è sorprendente notare come sotto ai nostri piedi vi siano rocce di colori diversi. I sentieri spesso appaiono molto più ripidi di altri e le sorgenti, la vegetazione e i borghi sono posti in luoghi ben precisi, laddove l'ambiente lo ha consentito. Ma come si sono formate le nostre montagne? Perché sono state scolpite nel corso del tempo? Andiamo a chiederlo a chi le studia da anni. Ciao Gianluca. Ciao. Ciao Emiliano. Ciao Giovanni. Ciao Stefano. Ciao. Che cosa ci raccontate a proposito della storia geologica di Vittorio Veneto? Ci sono milioni e milioni di anni da raccontare, un sacco di cose. Vieni con noi. Già, milioni di anni. I geologi si confrontano con tempi che sono quasi inconcepibili se confrontati con la vita umana. La nostra specie cammina su questo pianeta solo da una frazione di tempo rispetto ai periodi geologici e pensate quanti libri di storia abbiamo riempito. Immaginare di tornare indietro di centinaia di milioni di anni fa venire un senso di vertigine. Ma come fanno gli studiosi a viaggiare nel tempo? Avete detto che me ne farete vedere delle belle. Da dove inizia la storia? Beh, abbiamo parlato di milioni di anni, c'è da fare quindi un viaggio nel tempo ed è una cosa sicuramente molto avvincente. Gianluca, secondo me, ha tutti gli elementi per poter raccontare bene la zona del Vittorio Veneto e dintorni. Sì, però prima dobbiamo fare una premessa. Come facciamo noi a fare questi viaggi nel tempo? Abbiamo a disposizione uno strumento che ci dà madre natura, che sono le rocce, perché qui dentro è scritta la storia del nostro pianeta, che qui a Vittorio Veneto possiamo dire è iniziata circa... Siamo sui 220 milioni di anni fa. Quando all'epoca i continenti non erano come sono distribuiti adesso, in realtà erano tutti uniti a formare un unico grande supercontinente che chiamiamo Pangea. Una sorta di pellicola intorno alla Terra? Sì, devi immaginare tutti i continenti si sono uniti perché il nostro pianeta non è un pianeta fermo, è un pianeta dinamico, la sua superficie più esterna si muove, questi continenti si muovono, si allontanano, si avvicinano e in questo processo si formano mari, si formano montagne in un ciclo continuo. Ecco, in questa particolare fase della storia il nostro pianeta, questi continenti erano tutti uniti e questo enorme supercontinente era circondato da un gigantesco oceano, la Pantalassa. E se andiamo a vedere ancora un po' più nel dettaglio, a est della zona continentale c'era un enorme golfo, quindi la Pantalassa si insinuava, formava questo enorme golfo che i geologi hanno chiamato Tetide, mare della Tetide. Vittorio Veneto, preso fra il tropico e l'equatore, fra i tropici, quindi in un'altra latitudine completamente, ci siamo mossi parecchio. E Vittorio Veneto si trovava al margine del continente, vicino diciamo al mare della Tetide, all'inizio, diciamo ai primordi della sua storia. Una sorta di Lignano con un Lignano tropicale però, perché eravamo molto più a sud, faceva un po' più caldo di vorrei dire le Bahamas. Poi cosa è successo? Praticamente cosa è successo? Siccome la Terra appunto è un pianeta dinamico, questi continenti non sono rimasti tutti attaccati, hanno subito cominciato pian pianino a
a dividersi. E quindi l'ambiente che, se vogliamo andare ancora un po' più indietro nel tempo, e questo lo possiamo fare ad esempio andando a leggere la storia geologica non qui ma un po' più a nord, nelle magnifiche Dolomiti che abbiamo qua, lì possiamo vedere cosa era successo ancora prima, e allora vedremo un'evoluzione a partire da una terra emersa che pian pianino evolve, questa terra emersa a un certo punto sconvolta da grandi processi vulcanici, questo avviene nel 270 milioni di anni fa, e dopodiché arriva il mare, cioè il terreno sprofonda e in questa terra emersa viene sommersa. Si forma un arcipelago tropicale che oggi noi troviamo fossilizzato appunto nell'area dolomitica, ha una storia piuttosto variegata. 50 milioni e oltre di anni, eh? Sì. Unica al mondo tra l'altro, perché qui nelle Dolomiti si vede benissimo questa storia. E non a caso sono state nominate Dolomiti UNESCO. Patrimonio mondiale dell'umanità proprio per questo motivo. E alla fine di questa storia, di questo arcipelago, cosa succede? Che tutto sprofonda e diventa il mare, diciamo, diventa l'elemento dominante. Qui possiamo poi far iniziare la vera storia di Vittorio Veneto, perché riusciamo a vedere qui le rocce che appartengono proprio a quel periodo. Come questa, esatto. E in questo momento, diciamo, l'ambiente che possiamo definire è quello di una grande piana costiera, ok? Una grande pianura costiera periodicamente sommersa dalle acque del mare e a cui si alternavano anche dei periodi di emersione. Comincia così la nostra avventura. La curiosità è molta, ma per soddisfarla dobbiamo essere disposti a spostarci sulle cime vicine. Dall'alto di esse, d'altronde, si vede tutto meglio. Raccontare la storia geologica del Vittoriese e di qualunque altro territorio delle nostre bellissime montagne è come sfogliare un libro di pietra. Le pagine sono le rocce che noi vediamo affiorare in questi territori. Quindi è una storia che inizia dalla pagina più antica e poi via via verso le pagine più recenti. Nella storia di Vittorio Veneto la pagina più antica in realtà non la possiamo vedere. Perché? Perché è sepolta sotto la città, non è visibile. E allora siamo venuti qui in quota, in questo punto, dove possiamo invece mostrarvi una porzione dell'area delle Dolomiti orientali, una bellissima zona che vediamo qui alle mie spalle, dove invece affiorano queste rocce. Queste rocce ci raccontano di un periodo che è il Triassico, in cui tutta quest'area, dalle Dolomiti fino a Vittorio Veneto, era una gigantesca pianura costiera di ambiente tropicale, nella quale si alternavano momenti diciamo di sollevamento del livello del mare, in cui questa pianura si allagava, a momenti in cui la zona emergeva e sopra queste piane camminavano i primi dinosauri. Poco fa Gianluca ha parlato di un libro di rocce. È quindi questo il segreto per capire come si sono formate le montagne. Occorre aprire il libro e leggerlo con attenzione. Nel Vittoriese sono narrate molte storie. Le più antiche cominciano quando sul nostro pianeta erano appena comparsi dinosauri. La prima formazione di rocce su cui poggia anche la città di Vittorio Veneto ha un nome facile da ricordare. È la Dolomia Principale. Questo tipo di roccia è la stessa che forma le vette dolomitiche più conosciute, ma la possiamo trovare anche sotto i nostri piedi, come ci ricordava Gianluca. Quando si è formata la Dolomia Principale, quest'area era un'unica enorme isola. Pensate che la stessa roccia arriva anche più a sud, a Venezia, ovviamente sepolta sotto chilometri di sedimenti della pianura padana. Se ci spostiamo verso nord-nord-est invece, questa roccia la ritroviamo fino quasi a Vienna, o in Ungheria o in Slovenia.
La geologia decisamente non conosce confini. La Dolomia principale è il risultato di 10 milioni di anni di accumulo di sabbie bianchissime. I sottili strati che vediamo in essa, chiamate stromatoliti, sono i resti fossili di antichi tappeti di alghe e batteri, non molto diversi da quelli che si accumulano oggi negli scarichi dei lavandini. Questi batteri erano una specie di colla che permetteva alla sabbia di non essere portata via dalla corrente e di rimanere in questo modo fossilizzata. Le spiagge selvagge della Dolomia principale erano attraversate da vere e proprie mandrie di dinosauri che si spostavano da un luogo all'altro in cerca di cibo. Un bel esempio delle loro impronte è rimasto impresso in una roccia ai piedi del Monte Pelmo. Abbiamo già detto che il nostro pianeta è dinamico. I continenti si spostano continuamente e se durante il Triassico essi erano tutti uniti nel continente Pangea, nel periodo successivo, il Giurassico, questo continente si spezzò, permettendo la formazione dell'Oceano Atlantico. Le rocce del Vittoriese non hanno mancato di registrare questo passaggio. Sono rocce giurassiche che prendono spesso nomi da località non lontane da qui. Calcare del Vajont, formazione di Soverzene, formazione di Igne, formazione di Fonzaso, oltre a calcari grigi e rosso ammonitico. In esse iniziamo a trovare dapprima fossili di organismi che vivevano a qualche decina di metri di profondità, poi via via più profondi, perché le fratture che stavano spezzando il continente arrivarono fino a qui. Non vi nascondo che per leggere queste prime pagine abbiamo dovuto camminare e parecchio. Siamo in Alpago, vicino al rifugio Semenza. Ma perché diamine mi hai fatto fare tutta questa fatica per arrivare quassù quando dovevamo parlare di geologia nel Vittoriese? Se potremmo definirlo una specie di ritorno alle origini, in realtà queste rocce, questa zona sono importanti per l'area di Vittorio Veneto. Perché qui ci troviamo su quello che i geologi chiamano la piattaforma friulana, cioè una antica zona tropicale di acque marine molto basse, limpide, calde, nelle quali proliferava la vite. E dai margini, dai bordi di questa piattaforma si staccavano continuamente nel passato materiali, antiche frane sottomarine che scendevano fino alla zona di Vittorio Veneto, che invece si trovava in una zona di mare più profondo. Ecco perché quest'area è importante. Da qui partivano questi materiali che arrivavano fino a lì. Quindi siamo nell'origine di tutta la storia geologica del di una Vittoriese. parte della storia geologica del Vittoriese, certo. Stefano, osservando questa paretina, sono incuriosito da questa formazione a strati e qui sopra invece si vede un blocco unico. Mi spieghi cos'è questa faccenda? Certamente. Quello che vedi qua sotto è un antico mare, un mare profondo quasi 1000 metri. Sopra di noi l'acqua era popolata da organismi che quando morivano cadevano sul fondale, formavano dei sottili strati, questi. Dalle piattaforme che invece ci sono sul Cansiglio partivano delle frane sottomarine che erodevano questo fondale e si accumulavano in grossi banconi. Ti parlo di piattaforme perché all'interno di questo bancone si vedono dei frammenti come questi che sono frammenti di coralli. Da quel che capisco, si stava formando un mare profondo, che i geologi chiamano bacino di Belluno, a sua volta circondato da due isole, la piattaforma veneto-trentina e la piattaforma friulana. Di certo, l'apertura di un mare non può essere avvenuta senza terremoti e frane sottomarine. Sentiamo cosa ci racconta ancora Stefano. Questo è il calcare del Vajont. Questa roccia si è formata 190 milioni di anni fa nel fondo del mare. È composta fondamentalmente da antichi depositi di frana. Li vediamo bene, ad esempio, qui, dove si vedono questi frammenti che sono stati inglobati e poi ricompattati all'interno di questo grosso masso.
Anche nel periodo successivo, il Cretacico, le rocce hanno continuato a formarsi sul fondo del mare, in parte per la caduta di scheletri di organismi che vivevano nell'oceano, in parte attraverso frane sottomarine. Il primo esempio di queste rocce è la Maiolica. Ci troviamo a Nove, in località Spesse, lungo il sentiero che porta a Maren. E qui possiamo osservare il tipico aspetto della Maiolica che affiora lungo il versante sinistro della Valle Appisina. La formazione qui è caratterizzata da strati di spessore molto ridotto, qualche centimetro, ricchi anche di lenti di selce come questa e come questa, in questo caso di colore rossastro, intervallati a strati invece molto più potenti e spessi come questo. L'ambiente che queste rocce ci descrivono è quello di un mare tropicale profondo, in cui c'erano dei momenti di tranquilla sedimentazione in questi fondali che ci sono indicati da questi strati molto sottili, alternati a degli eventi di frane sottomarine che provenivano, la cui origine era la zona del Cansiglio, quindi c'erano questi distacchi, il materiale franava sul fondale marino e si depositava sopra le fanghiglie che erano lì presenti. Un altro esempio di frane sottomarine ben più grandi lo incontriamo invece nel bosco vicino alla variante dei Foc. Scusa Gianluca, ogni tanto mi imbatto in questi magnifici gradoni rocciosi che si trovano in mezzo alla boscaglia. Che cosa stanno a significare? Guarda, queste sono bancate di strato di una formazione che chiamiamo calcare del Fadalto. Possiamo osservare che innanzitutto sono strati molto spessi, 2-3 metri, si vedono delle superfici di discontinuità, di rottura, sono quei segni che si intravedono, esatto, che identificano il nostro strato. Un'altra cosa, possiamo vedere lungo quelle superfici cambiano colore, c'è uno straterello di 10 cm di selce. Allora, cosa significa questo? Sostanzialmente, se noi poi andiamo a rompere la roccia e a guardarla come è fatta all'interno, vediamo che è formata da una miriade di frammenti di resti di organismi. Quindi questi organismi provenivano dalla piattaforma del Cansiglio che si trovava a est di dove siamo noi adesso. Quindi degli animaletti che c'erano sotto il mare. Certo, era un ambiente di mare tropicale, con acque basse, calde, limpide, in cui questi organismi, come oggi, proliferavano in maniera notevole. Ecco, dai margini di questa piattaforma si staccavano delle frane sottomarine. Non dobbiamo pensare che fosse come la piattaforma precedente che abbiamo già descritto nel capitolo del Giurassico. Questa era una specie di rampa, di scivolo, un grande scivolo che andava verso ovest, sempre più verso le profondità del bacino di Belluno. Però questo era sufficiente, questa piccola pendenza era sufficiente per innescare dei fenomeni franosi sottomarini. Quindi dal margine della piattaforma si staccavano queste frane che andavano poi a depositarsi sul fondo del mare, e queste frane oggi noi le vediamo, formano queste grosse bancate di strato. Ok, abbiamo visto frane e fanghi divenute rocce, in parte formate da piccoli frammenti di organismi che proliferavano nelle piattaforme vicine. Ma questo mare non ci ha consegnato forse qualche fossile che ci faccia vedere chi o che cosa popolava queste acque? Chiediamolo. Siamo nella vallata di Revine, in particolare a Santa Maria. Mi hai portato in quota qui in una cava, la cava Bacicchetti, in località L'Asta dei Narcisi. Per che motivo? Ti ho voluto portare qua per farti vedere alcune pagine illustrate del libro di Roccia. Sono illustrate dai fossili. Abbiamo ammoniti, opercoli di ammoniti, che erano le chiusure di queste grosse conchiglie. Guarda, ne hai anche di belle qua. Qua, esatto. E avevamo anche altri segni, tipo delle impronte lasciate dagli organismi che vivevano sul fondo del mare. È bello anche perché ci sono delle altre strutture come queste che invece fossili non sono, anche se sembrano delle vertebre di dinosauro. Questi sono noduli di selce e si sono formati molto dopo. Anche questi segni scuri che vedi ogni tanto nella roccia sono minerali, non sono fossili, non sono piante ad esempio o qualcosa del genere.
Tutto questo ci racconta la storia, ci raccontano come questi organismi vivessero nel mare sopra di noi e anche chiaramente sul fondo. Le forme di vita che abbiamo appena visto non popolano più i nostri mari. Alla fine del Cretacico, l'impatto di un meteorite portò all'estinzione dei dinosauri e di molti altri animali, tra cui le ammoniti. Contemporaneamente, i continenti, Africa ed Europa, nel loro costante movimento, iniziano a scontrarsi. Questo provoca la nascita di un primo embrione di catena alpina, che, emergendo dal mare, inizia ad essere erosa e demolita. I prodotti di questo disfacimento si riversano sui fondali marini di Vittorio Veneto, dando luogo ad una potente successione di arenarie, marne, calcareniti e conglomerati chiamati flysch di Belluno e molassa veneta. Oggi queste rocce costituiscono i caratteristici rilievi che delimitano a est e a ovest la città. Le morfologie di queste meravigliose colline sono dettate dalla natura e dalla struttura delle rocce, formate da continue alternanze di strati duri e strati teneri, fortemente inclinati. Dalla successiva continuazione della collisione tra Africa e Europa nasceranno le Alpi e quindi anche le montagne attorno a Vittorio Veneto, come ci conferma Gianluca. Le montagne di Vittorio Veneto si sono formate durante l'orogenesi alpina in seguito alla collisione tra il continente europeo e il continente africano. Questo gigantesco scontro di forze ha determinato il piegamento, il sollevamento e la rottura delle rocce. Nelle nostre zone noi possiamo apprezzare come si siano formate delle pieghe di due tipi, delle pieghe cosiddette sinclinali, cioè che possiamo far vedere in questo modo. La piega sinclinale, le rocce vengono schiacciate e si piegano in questo modo, oppure viceversa delle pieghe invece anticlinali, cioè la roccia compressa assume questo tipo di morfologia. Ecco, qui in Valle Appisina possiamo vedere molto bene come la struttura della valle è dominata da queste pieghe. Abbiamo la dorsale del Visentin, il versante orientale del Visentin, che è il fianco di una di queste grandi pieghe anticlinali, cioè noi stiamo vedendo, questa è la piega anticlinale, noi stiamo vedendo questo fianco qui. Il fondovalle della Valle Appisina è invece impostato in corrispondenza di una grande piega sinclinale che vediamo invece nel versante del Monte Pizzocca. Queste pieghe sono state anche rotte da faglie. Sotto i nostri piedi passa la più importante di queste faglie, che i geologi hanno chiamato linea di Longhere Fadalto Cadola, e che fa sollevare molto di più tutto il settore del Visentin, quindi il settore occidentale, rispetto al settore orientale. È una faglia importante. Lungo questa faglia sono anche allineate tutta una serie di importanti sorgenti, tra cui quella più grossa di tutte è la sorgente del fiume Meschio. L'acqua piovana, penetrando nelle fessure delle rocce, le scava sgorgando nelle sorgenti arricchite di minerali, come menzionava Gianluca. Si creano così delle sorgenti spesso molto spettacolari, come quella del Meschio, che appare di un colore turchino intenso. L'acqua accumulata affiora dal fondo, attraverso dei sifoni spesso a profondità di decine o centinaia di metri rispetto al punto di emissione. Ciò fa sì che l'acqua in superficie sia apparentemente statica, mentre in realtà la portata sottostante è di parecchi metri cubi al secondo. Gli speleo sub sanno bene che devono affrontare correnti fortissime per entrare ad esplorare le condotte. Il gruppo Grotte Trevisiol di Vicenza, immergendosi proprio nelle sorgenti del Meschio, ci regala delle sequenze di eccezionale bellezza.
Le sorgenti del Meschio si formano quindi dove l'acqua può penetrare attraverso le fratture create dalle faglie. Ma ci sono altre faglie importanti in questa zona? La struttura tettonica più importante in assoluto che abbiamo nella zona di Vittorio Veneto è una grossa faglia che viene chiamata linea Valdobbiadene-Vittorio Veneto o flessura pedemontana. Questa faglia mette a contatto le rocce più antiche del Mesozoico, sopra le quali noi adesso stiamo, con le rocce del Terziario, quindi le rocce più giovani, che formano i rilievi collinari che troviamo a sud di Vittorio Veneto, dalla zona di Serravalle verso la parte più meridionale della città. Questa faglia la vediamo alle mie spalle, dove abbiamo l'abitato di Maren, il quale sorge sulle rocce del Mesozoico, mentre la collina dietro, che è la costa di Serravalle, invece è formata da rocce del Terziario. Quindi lì passa questo importantissimo contatto tettonico. Ok, riassumiamo. Le nostre montagne sono state sollevate dal fondo del mare e lentamente sono state portate alle quote attuali. Questo avrà determinato sicuramente dei cambiamenti del paesaggio. Le montagne sono state fratturate e ora esposte agli agenti atmosferici. Emiliano ci racconta gli ultimi passaggi di questo avvincente viaggio. Siamo arrivati quasi ai nostri giorni, quando l'uomo iniziava a popolare queste valli. Ci troviamo in località Crodarossa, nella Valle Apisina, e siamo in un luogo particolarmente adatto per parlare di quelle che sono le evoluzioni successive all'innalzamento della catena montuosa. Le rocce, dopo che sono state sollevate, hanno cominciato a essere erose, modellate dall'azione dell'acqua, della gravità e del ghiaccio. Proprio sul ghiaccio vorrei soffermarmi, perché in questo luogo ci sono delle tracce particolarmente evidenti. Sopra di me, vedete qui, dove finisce la roccia, che può essere considerata imposto, esiste un materiale molto più chiaro, frastagliato, composto da blocchi. Bene, quello è un deposito glaciale. I depositi trasportati appunto dal ghiacciaio. Il ghiacciaio agisce come un nastro trasportatore e portando il materiale addirittura dalle zone più a nord, perché questo ghiacciaio era in continuità col ghiacciaio del Piave, entrava all'interno della Valle Apisina e trasportando materiali anche dal Cadore e dalle alte porzioni delle Dolomiti. Siamo a 700 metri di quota in questo punto, quindi dobbiamo immaginarci questa valle completamente riempita di ghiaccio per 700 metri di spessore, qualcosa di significativo. Il ghiacciaio continuava verso l'esterno, verso la zona di Serravalle, in uscita, arrivando all'anfiteatro di Vittorio Veneto, e abbiamo poi anche un ulteriore passaggio, perché il ghiacciaio si riusciva a incuneare nella direzione di Revine Lago verso ovest. Benissimo, quando i ghiacciai si sono ritirati, che è avvenuto in maniera graduale al passaggio climatico, diciamo così, abbiamo avuto il rilascio di un sacco di materiali dalle sponde, non erano più sostenute le montagne dal ghiacciaio, quindi frane, tantissime frane, e qui in questa valle se ne vedono ben tre, una del Fadalto, l'altra di Nove e l'altra di Forcal. Sono frane molto importanti che hanno lasciato dei grossi segni sul territorio. Forse alcuni di questi segni li ho già incontrati nelle mie esplorazioni. Infatti c'è un luogo che mi ha sempre colpito e che credo sia collegato a tutto ciò. Vediamo cosa ne pensa Gianluca. Qui ci troviamo in un posto per me segreto. Pochi lo conoscono, soltanto qualche cacciatore della Valle Apisina. È la Lastrone, una sorta di scivolo roccioso che mi ha sempre entusiasmato ogni volta che ci arrivo. Ma che cosa significa tutto questo? Beh, questa è una superficie di strato che il processo di sollevamento delle nostre montagne ha portato dalla posizione orizzontale a questa inclinata. Perché è importante? Perché noi geologi chiamiamo questo assetto a frana poggio, che è un termine che dovrebbe richiamare qualcosa, no? Una frana, quindi. Una frana, esatto. E infatti questa è la superficie sopra la quale è scivolata la grande massa della frana del Fadalto, che vediamo qui dietro di noi. Questa gobba che si vede qua giù? Tutta questa serie di gobbe che vediamo, che si vedono bene, che in mezzo al bosco è fatta di grandi blocchi, questo è l'accumulo di questa grande frana che si è staccata proprio da questo punto, quindi scivolando
lungo queste superfici. Ma quanti anni fa è successo questo? Si pensa che questa sia scesa subito dopo il ritiro del grande ghiacciaio che qui passava e occupava la valle all'incirca sui 15.000 anni fa. 15.000 anni fa. E la valle e la frana ha, vedete, vediamo, ha completamente ostruito il fondo della valle, sbarrandola, quindi una delle conseguenze è la formazione del lago di Santa Croce Che vediamo laggiù. La frana del Fadalto è certamente la più evidente, ma non è certo l'unica. Anche vicino a Nove, ad esempio, sappiamo che ne esiste una. Ci troviamo sulla frana di Nove, siamo all'interno della Valle Pisina, questo è il versante orientale del Col Visentin e proprio alle mie spalle vediamo un enorme blocco di calcare che si è staccato da quella porzione di montagna. Tutta la valle in questo tratto è riempita da materiali franosi sui quali sorge addirittura il paese. Frane, carsismo e agenti atmosferici continuano a modellare il paesaggio anche oggi. Le montagne cambiano forma ogni giorno, talvolta impercettibilmente, talvolta con eventi catastrofici. La montagna, nata dal mare e trasformata dal tempo, è ora uno spazio fisico per abitare, coltivare, transitare e vivere. Il paesaggio, dopo la scomparsa dei ghiacciai, ha cominciato a popolarsi dei segni dell'uomo. Le rocce, pierre dure e pierre dolze, hanno condizionato i suoi ritmi, i suoi luoghi di vita, le sue fatiche e fornito materia prima per le sue attività. Noi ora abbiamo l'importante ruolo di rispettare questa enorme e preziosa eredità geologica, imparando a conoscerla per saperla interpretare e per convivere con essa. Se sapremo essere buoni custodi di queste montagne, garantiremo alle future generazioni di potersi ancora sorprendere della loro bellezza. La città sotto i nostri piedi. Non la vediamo. Aspetta. Manca l'audio! Perché mi hai portato in questa cava dove si vedono particolari fossili? Proprio per questo motivo, perché esistono delle pagine del libro di... Effettivamente se ti ho dato già la risposta. Ciao! Backstage!